Grazie per la linea. Ci troviamo in giro in un paese dell'entroterra della Sicilia, precisamente provincia di Enna, ma ne parliamo subito con il primo cittadino di Agira. Agira è la città scemunito. Il nostro viaggio ad Agira continua. Ci troviamo in compagnia del prete di Agira, padre Rotondo Buscoglione, il quale chiediamo riferimenti biblici di Agira. Grazie figliolo, sì, in effetti noi gira e rigira ogni 12 maggio festeggiamo il santo patrono della città, che è appunto San Ciro Tondo, che era anche un grande esorcista. Veramente? Sì, lui aggirava il male e di questo se ne parla anche nelle sacre scritture. E cosa dicono le sacre scritture? Dalla terza lettera di San Lorenzo ai cherubini, e gira tutto il mondo, e gira il mondo e giro te, e quando non girati. Siamo ancora ad Agira, paese che letteralmente ci sta facendo girare la testa. Ma Agira è anche cultura e natura. Ne parliamo meglio con lo zoologo Girolamo Nel Cerchio. Perché venire a visitare questo bellissimo borgo? Sì, lei ha detto benissimo, Agira non è soltanto storia ma anche natura. Qua ci sono gli animali rarissimi. Tipo? La giraffa nana. Mai vista la giraffa nana? Per forza è nana e quindi. Ma non c'è soltanto la giraffa nana, ci sono anche i girini. Che crescendo diventano rane. No, crescendo diventano gironi, che sono degli animali migratori. Vanno e vengono. Ma veramente? Sì, i famosi gironi di andata e gironi di ritorno. E come concludiamo questo viaggio ad Agira, signor Sindaco? Ma possiamo concludere con una bellissima filastrocca tipica di questa città. E come fa questa filastrocca? 33 Claudia Gerini entrarono tutte e 33 ad Agira aggirandola. A voi linea allo studio!